Quello tra Giambattista Piranesi e i suoi figli con il Veneto fu un rapporto contrastato. Già non abbiamo certezze sul luogo di nascita, sappiamo che fu battezzato invece il 9 novembre a San Moisè davanti alla casa dove abitava in Corte Barozzi. Forse nacque a Mogliano, la nostra mostra nel catalogo presenta un documento inedito sulle proprietà del padre di Piranesi, Angelo, a Mogliano. Ricostruiamo anche tutta la sua genealogia, 11 fratelli. Quello che sappiamo è che nel 20 lascia Venezia per andare a Roma, ci torna solo 2 volte nel 44 e nel 46, quando forse incontra Tiepolo, e la venezianità entra con forza nei suoi grotteschi e nelle sue carceri, che sono le opere di maggiore invenzione. Non tornerà più neanche nel 55, quando muore il padre Angelo, e nel testamento gli chiede di lasciare la legittima alla figlia non ancora maritata, Luigia. Continua ad avere successo con le vedute di Roma, dove tutti questi personaggi sono un po' ai piedi dei monumenti, un po' veneziani, rappresentano un gran teatro del mondo. Quando Giambattista muore nel 1778, Temanza e Selva non sono benevoli con lui, dicono che ha un grande tesoro un po' nascosto. Il figlio Francesco gli subentra e avrà molti contatti con il Veneto e soprattutto con i Remondini, e qui esponiamo anche tutte le carte dei suoi rapporti d'affari con i Remondini. Francesco entrerà in contatto nel 1786 anche con l'ambasciatore veneto presso il Papa Andrea Memmo e fa una donazione di suoi volumi e dei volumi del padre che andranno in fondo alla Biblioteca Marciana di Venezia. E alla fine, nel 1808, i fratelli Francesco e Pietro Piranesi, esuli a Parigi, chiedono di tornare in Italia ed essere accolti come cittadini veneziani, così è scritta nella loro lettera di richiesta, ma richiesta che non sarà soddisfatta.